Ciao a tutti e benvenuti a una nuova edizione da Qui Europa a voi Friuli. E oggi, dopo aver parlato un po' di focolari in giro per l'Europa, parliamo invece di chi il focolare se lo porta con sé nelle sue peregrinazioni. Abbiamo con noi Anna Scaini, ricercatrice, che ci parlerà un po' della sua meravigliosa esperienza di apprendimento e di scoperta. Ciao Anna. Ciao. Allora, dici un po' innanzitutto che cosa tu hai girovagato, insomma, i vari posti, che cosa ti ha portato fuori dall'Italia, fuori dal nostro Friuli? Sì, ho iniziato tanti anni fa, la prima volta che sono uscita era il 2007 addirittura. Ho iniziato con un Erasmus e sono andata in Spagna e poi sono rimasta in Spagna 4 anni, quindi è stata una bella esperienza, già solo quella. Però poi non sono mai, praticamente mai rientrata, quindi non ho mai lavorato in Italia, che è un po' un peccato. Però sì, da ricercatrice ho trovato tante esperienze interessanti e una dopo l'altra sono sempre riuscita a trovare un'altra avventura, diciamo, spesso in un altro paese, quindi cambiando anche da un paese all'altro. Quindi un po' la curiosità forse, non lo so, però sì, questa voglia di fare ricerca, penso. E quali sono i principali paesi in cui ti sei mossa? A parte la Dalla Spagna, Spagna? ovviamente. Sì, la Spagna per prima, un po' per caso, perché in realtà avevo altre idee, però poi è andata così. E poi dopo essere stata in Spagna, in cui stavo benissimo, ovviamente, poi sono andata in Lussemburgo e lì ho fatto metà Lussemburgo, metà Inghilterra, perché il mio dottorato è di un'università inglese, Lancaster. E poi un periodo piccolino in Italia, in realtà, in cui ho bramato di trovare lavoro e tornare in Friuli, e poi invece sono andata in Svezia, ed è adesso quasi 6 anni che siamo qua. Quindi sì. E come hai vissuto, insomma, chiaramente hai cambiato tanti posti, tante culture, come hai vissuto, insomma, il distacco, come ti porti dietro un po' un pezzo di casa in questi cambiamenti di posto, insomma? Io vivo sempre un po' a metà. Per me è sempre stata una cosa con cui discuto spesso con me stessa, se, la sento tanto come un po' una dicotomia il fatto di essere via. Mi manca tanto casa, ci vado spesso, per fortuna ho molti appigli perché lavoro anche sul Friuli, quindi sono fortunata, ho una splendida famiglia e va almeno 2 mesi l'anno, io sono in Friuli, però comunque ho quella un po', questa, sì, mi manca, diciamo, mi manca tanto. Cosa manca di più se dovessi dire una cosa? Mancheranno tantissime cose, ma a parte la famiglia, diciamo, se dovessi dire una cosa che proprio ti manca. A me il fiume, il tagliamento, i paesaggi in generale sono della bassa, quindi diciamo del Friuli centrale, quindi forse non la parte più spettacolare per certi versi, però la parte in cui ho vissuto la parte più importante della mia vita quando ero piccolina. E hai trovato un po' di friulani in giro per il mondo? Ti è capitato di fare degli incroci? Sì, è divertente perché soprattutto viaggiando, devo dire, non tanto. So che in Spagna non tanto, non mi ricordo, perché ci sono tanti italiani, magari uno si perde un po' via. Invece in Lussemburgo sì, anche ho sentito nonne che parlavano con le nipotine o con i nipotini in friulano e ti illumini, è una cosa bellissima. E E hai in parlato con Svezia una loro? volta sola, però. In Hai Svezia una parlato con volta. loro quando hai sentito parlare in Sì, friulano? sì. Sì, sì. Sì, poi ti vedono perché sì, aspetta, è molto divertente. C'è un'area di casa. Senti, se qualcuno, insomma, delle persone che ci guarda volesse intraprendere un percorso simile al tuo, che consiglio gli vorresti dare? Insomma, cosa si devono preparare? Ehm, Cosa potrebbero fare per essere più pronti, insomma, a partire? Sarebbero, diciamo, se sono nell'ambiente della ricerca, è importante lanciarsi, secondo me. A volte si pensa tanto, io ho fatto un po' fatica, secondo me una delle cose che mi ha portata veramente ad andare o a- a non parlare solo e anche farlo è stata mia sorella, perché lei l'aveva già fatto e ho visto com'è cambiata, com'è migliorata, com'è andata avanti nel suo percorso in modo diverso da quando è andata all'estero. E quindi magari tenere un po' quello in mente, perché poi è difficile in realtà, non è, soprattutto la prima volta e soprattutto all'inizio è difficile. Tutte le altre sono tutte più facili, quella è una cosa che diciamo a tutti, credo. La prima volta è complicato e poi tutte le altre,
ogni volta sei una versione più migliore di te, diciamo, quando ti sposti un'altra volta. Beh, sicuramente si diventa più flessibili, si è più Mm, pronti a capire quali sono le difficoltà. sì. Però ne vale Normalmente, la pena, dai. assolutamente, assolutamente, sono pienamente concorde. Senti, se qualcuno volesse farti qualche domanda un po' più specifica, come possono contattarti? Via mail, anna.scaini, chiocciola, nageo.su.se. Magari la scriviamo anche da qualche parte. Sì, 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 sarà Ehm, pubblicata, comunque messa a disposizione. Perfetto, volentieri. Perfetto, Anna, grazie mille. Insomma, ti mando io anch'io i miei saluti friulani espatriati e quindi non ci resta altro che dire qui Europa a voi Friuli e buona giornata a tutti. Ciao Ciao. Anna. Ciao ciao.